Vittorio Teresi, il pubblico ministero al processo di primo grado sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, che si è concluso con la condanna di quasi tutti gli imputati eccellenti, dal prossimo 1° gennaio 2020 sarà in pensione. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il collocamento a riposo del magistrato, che è stato fino a poco tempo addietro procuratore aggiunto a Palermo. Il Rotary Club di Agrigento ha ospitato e incontrato nella città dei templi Vittorio Teresi. Il Rotary di Agrigento questa sera ha voluto trattare un tema sulla legalità. Il processo sulla trattativa Stato-mafia è uno dei processi più importanti della storia della nostra nazione, quindi abbiamo invitato il dottore Teresi a parlarci di questo argomento. Lo abbiamo fatto insieme agli amici del club di Aragona e di Ribena. Sono stato coordinatore dell'accusa assieme al collegio dell'accusa, era costituito da me, da Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene. È un'esperienza unica, direi, perché è un processo enorme, un processo di grande importanza per capire meglio quello che è successo in Italia e non solo in Sicilia, in Italia dal 92 in poi, e perché sono accaduti quei fatti, quelle stragi non solo in Sicilia, quindi la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, ma anche le stragi di Firenze, di Roma, di Milano. Fa parte tutto di un disegno criminale che ha coinvolto non solo i vertici dell'organizzazione mafiosa, ma ahimè anche alcuni membri importanti delle nostre istituzioni. Quindi un processo che ha segnato, secondo me, un momento importantissimo della ricostruzione storica dei fatti, e ancora comunque ci sono molte pagine da scrivere su questi fatti perché non tutto è stato scoperto. Quando indosso la toga rappresento lo Stato, quindi non può cambiare la mia fiducia nello Stato. D'altro canto le persone che noi abbiamo tratto a giudizio non erano lo Stato, erano parti deviate, parti malate, era la patologia di alcune parti, di alcune istituzioni dello Stato. Quindi non è paragonabile lo Stato nella sua altezza, nella sua pienezza, nella sua assoluta altezza, paragonata a quei 4 imputati che si dicevano rappresentanti dello Stato ma in verità brigavano col crimine organizzato. Il club di Ribera